Bene, eccoci qua anche oggi, l'ospite in studio Alberto Finozzi, che è il presidente dei restauratori di Confartigianato Imprese del Veneto. Loro sono stati recentemente, lui in particolare, protagonista di una singolare iniziativa, una lettera inviata al FAI, che è il Fondo Ambiente Italiano, e a Italia Nostra del Veneto, ma anche ad Alberto Angela, e questa è un po' la curiosità. Alberto Angela, visto un po' come il divulgatore per antonomasia, il divulgatore scientifico. Ciò che voi sottolineate è come, ancora una volta, in Italia non siano state assunte decisioni per definire in maniera chiara l'attività, la qualifica di restauratore di beni culturali. Questa è una scelta che voi attendete, insomma, da oltre un decennio, poi discutiamo se sono 14, 20, ma insomma da oltre un decennio. Ci spiega un po' la vicenda che vi ha portato a scrivere al noto conduttore televisivo? Allora, il tema è un tema che in effetti dura cioè si protrae da più di 14 anni. Eravamo nel 2004 che venne legiferata il codice dei beni culturali. All'interno di questa legge furono inserite tutte le disposizioni per la transitoria e anche per l'acquisizione della qualifica di restauratore, che prima non c'era, quindi da allora si sta parlando della qualifica del restauratore, una qualifica che... Restauratore tout court o restauratore di beni culturali? Di beni culturali. Cioè quindi escludiamo i restauratori di mobili o... No, potrebbe essere anche un restauratore di mobili, però il concetto della qualifica di restauratore di beni culturali è quella che si impegna e occupa gli interventi sulle opere tutelate. Ah, ok. Quindi opere tutelate che sono tutte quelle statali e anche sono tutte quelle che appartengono ai beni ecclesiastici, quindi diciamo la maggior quantità di opere che l'Italia detiene. Sono esclusi diciamo, le attività di restauro su beni antiquariali o privati. Da allora diciamo, la vicenda della qualifica diciamo, si è tinta di tante connotazioni. Prima fra tutte è che il Ministero dei Beni Culturali è riuscito a costruire un bando che poi è stato ritirato in quanto riconosciuto non costituzionale, quindi lo stesso Ministero ha dovuto fare passo indietro perché aveva organizzato le cose fatte male, che andavano a penalizzare una serie di figure e di settori del restauro. Dopodiché sono state cambiate diverse volte la commissione che è stata incaricata di esaminare le domande. Un primo troncone di questo bando è stato completato e riguarda le figure dei collaboratori restauratori, quindi una figura subalterna al restauratore, che loro non possono essere titolari di interventi, né di incarichi, mentre successivamente doveva essere completata anche l'esame delle domande per la qualifica di restauratori. Complessivamente sono all'incirca 20.000 addetti che hanno risposto a questo bando, sui 14.000 che riguardano le figure dei collaboratori restauratori e circa 6.500, 6.400 quelle per la qualifica di restauratore. Non è che queste siano tutte imprese, possono essere anche liberi professionisti o anche semplicemente uno che ha acquisito tutti i titoli che diciamo, gli permette di diventare restauratore e poi può anche aver cambiato attività, eccetera. Per cui... Ecco, quali sono i titoli per diventare restauratore di beni culturali? Uno cosa deve dimostrare? Ora, dal 2014, si può accedere al titolo di restauratore solo attraverso un percorso formativo quinquennale che può essere svolto da enti accreditati, quindi riconosciuti dal Ministero, che vanno dalle accademie di belle arti fino alle università. Oltre ovviamente le scuole nazionali dell'Istituto Centrale di Restauro, l'Opificio Le Pietredure e l'Istituto per la Patologia del Libro. Questo dal 2014. Sì, perché è vero, perché quando noi pensiamo a un restauratore, non so perché, almeno io, a me vengono in mente
le opere lignee, quindi insomma appunto... Sì, sculture. Poi in realtà invece i beni culturali sono talmente ampi Sì, e diverse anche evidentemente sì, le caratteristiche lavorative. Si figuri che l'articolo 182 proprio della legge dei codici beni culturali anche divide in settori le competenze e abbiamo 12 settori che vanno da quello sulle superfici decorate ai dipinti su tela e tavola alle opere contemporanee, insomma una varietà di 12 settori, quindi le competenze sono molto variegate. E tutto questo ancora oggi non è codificato? No. Fino al 2014, cioè per accedere a questo bando, c'era anche la possibilità di riconoscere in fase transitoria, quindi che è finita nel 2014, 31 dicembre 2014, il percorso professionale, oppure un percorso misto, uno che ha fatto un po' di scuola e uno che ha fatto delle attività lavorative, poteva mettere insieme queste certificazioni e accedere alla richiesta della domanda. Adesso non più, adesso si accede solo tramite diploma, diciamo, di percorso quinquennale, modulo unico. Da allora la Commissione, molti hanno dato le dimissioni, molti sono ritirati, sono stati sostituiti da altri, addirittura una Commissione è stata completamente rinnovata e continuiamo a vivere questo, diciamo, stato di incertezza. Incertezza di proroghe continue che ai fini della chiarezza del settore non sono certo, diciamo, che vanno a favorire il rapporto fra committente e esecutore dei lavori. Perché vedo che voi poi come Confartigianato del Veneto avete preso a pretesto questa vicenda per allargare il discorso più ampio al settore dei beni culturali, dicendo che l'Italia, anzi ricordando che l'Italia è al primo posto al mondo come siti tutelati, sono 53, al secondo posto c'è la Cina, tanto per far capire, che ne ha uno in meno, 52, però è 32 volte più grande del nostro paese. Però a fronte di questo patrimonio che è invidiato dal mondo, le persone occupate nella tutela di questi beni sono solo il 3,4%. Non solo, ma il numero di persone impegnate sta anche diminuendo. Sì. Anche forse, voglio dire, in parte, anche l'incertezza complessivamente che segnala questo settore contribuisce. Sì, direi che diciamo, il settore di beni culturali è una specie di Cenerentola, se non l'ultima ruota del carro di dove, diciamo, i nostri rappresentanti o le nostre istituzioni decidono di investire, perché sicuramente si tratterebbe di un investimento, in quanto ho l'impressione che, diciamo, anche il turismo straniero si sta trasformando da un turismo di villeggiatura a un turismo culturale, quindi non è più il turista che va soltanto a cercarsi le spiagge o i bei luoghi di montagna, ma guarda anche dentro. È vero, questa è una delle grandi contraddizioni del nostro paese, sì, che cultura e turismo, che sono due autentici giacimenti per l'Italia, nel momento decisionale restano sempre la Cenerentola, sì, sono sempre un po' dei referati di risulta ad ogni livello. Quindi sicuramente stiamo adesso di crisi, non se ne è giusto anche non parlarne più, perché teoricamente dovremmo esserne usciti. La disponibilità delle risorse invece è difficile spostarle da altri settori a quello dei beni culturali, perché è quello meno visibile, quello che non dà un riscontro di immagine immediata. Cioè non lo si vede come un settore produttivo. Significa investire su delle cose che sono già esistenti, per cui non si vede dal nulla qualcosa di nuovo. E i giovani si avvicinano comunque a questo settore, sì, il vostro nello specifico, quello dei restauratori. Sono molti giovani che poi purtroppo anche abbandonano perché non trovano sbocco professionale, ma anche in Veneto abbiamo 7 centri di formazione, anche finanziati dalla Regione, che si occupano di formazione per il tecnico e collaboratore restauratore, e poi abbiamo un centro a Verona che si occupa anche per formare nella qualifica di restauratore di beni culturali.
Ecco, lei prima ha citato, lo ha fatto anche adesso, insomma, la qualifica, il percorso scolastico. Lei però è anche un rappresentante artigiano. Sì. Fatto 100, voglio dire, complessivamente, quanto nell'imparare questa professione dipende dalla scuola e quanto poi invece dalla esperienza sul campo? Dalla pratica. Diciamo che noi come aspetto quasi folcloristico diciamo che le nostre mani sono intelligenti, devono essere intelligenti, per cui lo strumento principale sono le mani, sono quelle che lavorano, e che toccano i capolavori, le opere d'arte, insomma tutti gli oggetti che hanno bisogno di essere restaurati e conservati. Dietro alle mani c'è la formazione, diciamo, sia di base, quella appunto dove si apprende nelle scuole, sia poi anche quella di formazione continua, di aggiornamento professionale, perché sta cambiando molto e molto rapidamente quello che è l'utilizzo dei nostri materiali, delle metodologie, delle tipologie anche di soluzioni nuove su queste opere, che non sono soltanto opere antiche, ma sono opere con problematiche anche contemporanee. Quindi la questione della pratica, quindi dell'accostamento manuale all'opera, è uno dei temi che probabilmente emergerà nei prossimi anni, dove questi centri di formazione dedicano, nonostante anche molto tempo della formazione nelle attività di laboratorio, però non è la stessa cosa che essere all'interno di un processo di attività aziendale, cosa che quindi il fatto che io li rappresento rappresento la parte terminale di questo processo, cioè la formazione. Questi giovani che escono dalle scuole alla fine devono approcciarsi alle aziende, perché sono le aziende quelle che poi sono incaricate di eseguire i restauri. Io per ora mi fermo qua, abbiamo capito che la situazione è ancora abbastanza confusa nel settore dei beni culturali e in assoluto divenire, nonostante questo, lo ricordiamo, sia un giacimento fondamentale per l'economia del paese. Grazie ad Alberto Finozzi, che è il presidente dei restauratori di Confartigianato Imprese del Veneto. Buon lavoro, speriamo ce la facciate. A voi alla prossima. Grazie.